E-commerce, quali opportunità per le piccole e medie imprese del Veneto? Questo è il titolo dell'appuntamento che la Confaginato Imprese del Veneto ha organizzato in collaborazione col Digital Innovation Hub di Vicenza presso la sede della Zambon, una sede prestigiosa che ha ospitato ospiti importanti e prestigiosi altrettanto. C'era Alibaba, c'era Amazon, c'erano marketplace specifici per il mercato cinese e per il mercato russo. Uno spaccato di un mondo che sta diventando sempre più vicino. I dati che ha portato la Confartigianato sono che i compratori nel mondo, in Europa e in Italia, online, stanno diventando ormai la percentuale maggiore. I miliardi di denaro che girano sotto queste piattaforme stanno crescendo tantissimo. Le piccole imprese non possono esimersi da entrare in questo mondo. Il problema è conoscere questi mondi e trovare quello più adatto a sé e soprattutto farsi aiutare, perché le piccole imprese hanno bisogno di accedere a questi mercati che sono dedicati al compratore, quindi chiedono molto all'impresa, chiedono molto in termini di organizzazione, di magazzino, di gestione delle richieste. Devono farsi aiutare da strutture come la Confartigianato, come Digital Innovation Hub, per avere dei risultati, perché altrimenti si rischia di sparire in un mercato e in un mare troppo grande. Noi vogliamo dare proprio questa opportunità. Abbiamo chiamato a raccolta i migliori marketplace che abbiamo oggi in Italia, casi che vanno di agenzie verticali che vanno specializzati nei mercati emergenti, Russia e Cina, e anche un caso specifico di Vicenza di un brand del settore orafo che qui è molto trainante, perché vogliamo comunicare alle nostre aziende la confidenza di salire su un treno che abbiamo visto nei numeri nel mondo sta andando. In Italia siamo partiti da un livello più basso probabilmente, però abbiamo un'accelerazione molto più forte, abbiamo visto che rispetto all'Europa il treno a livello mondiale sta crescendo anno su anno con numeri impressionanti. Il mercato online si riferisce chiaramente a un mercato mondiale e quindi noi dobbiamo approfittare di questa opportunità. Le nostre imprese con questi incontri dovrebbero acquisire quella confidenza necessaria per portare i propri prodotti dall'offline all'online. I numeri delle imprese che si stanno approcciando, della gente che sta comprando, ma soprattutto dell'attenzione dei consumatori degli altri paesi verso il Made in Italy è altissima, lo confermano anche i tecnici stranieri. Il problema però è che accedere a queste piattaforme non è banale, le piccole imprese devono farsi aiutare. Certo, abbiamo visto anche un caso di un'azienda stasera dove l'imprenditore dell'impresa non si preoccupa assolutamente di come raggiungere online, ma semplicemente lui impacchetta e vende. Però come Confartigianato noi offriamo un servizio di accompagnamento e anche di supporto se serve attraverso il Digital Innovation Hub di Confartigianato, appunto. Un'azienda si presenta la propria richiesta, abbiamo uno staff di competenze interne anche di aziende socie partner e sicuramente qualsiasi richiesta verrà soddisfatta. La vendita online è difficile anche perché, l'ha detto il titolare di Amazon, loro sono dedicati al consumatore, quindi in qualche modo l'impresa deve correre dietro per dare un servizio migliore. Però anche in questo approccio avere un'organizzazione dietro è importante, perché sennò la piccola impresa viene schiacciata. Sì, certo, chiaramente il mercato online ha delle regole e sicuramente, come è comunque anche nel mondo offline, il cliente finale è chi comanda, chi vince, chi ci dà le linee guida. Chiaramente per rispettare queste regole essere accompagnati ha un gran valore e per questo l'azienda deve preoccuparsi di fare un buon prodotto e poi affidarsi a professionisti che sanno accompagnarla nel mercato. C'è un ultimo aspetto interessante, che tutto questo però costa poco. Sì, effettivamente l'accesso per entrare non è una barriera elevata assolutamente, abbiamo sentito i numeri molto interessanti, abbiamo esperienze con un marketplace Made in Italy di Amazon dove i nostri soci sono entrati con pochi denari sinceramente e con grandi benefici. Chiaramente un'azienda se ha benefici non ha sicuramente l'occhio su quello che sta spendendo, sicuramente porta a casa il valore, insomma. Il Digital Innovation Hub nasce proprio per venire incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese che vorrebbero fare il passo verso l'online ma non riescono perché hanno magari una carenza di competenze che noi appunto sviluppiamo attraverso servizi di accompagnamento, cioè servizi che mettono l'impresa nelle condizioni di imparare facendo. E quindi lo facciamo ormai da alcuni anni con Amazon, attraverso il quale abbiamo accompagnato centinaia di imprese di tutto il Veneto alla vendita online, ma oggi in questo evento abbiamo appunto mostrato anche altre opportunità che interessano paesi diversi dove ad esempio Amazon non è il canale più appropriato. Mi ha interessato molto, è stato molto interessante Alibaba, che è una piattaforma B2B.
non B2C, che cambia un po' il paradigma, perché voglio dire, per esempio, tutto il mondo della subfornitura potrebbe essere interessato. Assolutamente sì, se si pensa ai segmenti imprenditoriali che Confartigianato rappresenta, dove ad esempio la meccanica è molto forte, Amazon non sarebbe il marketplace più appropriato, ma invece Alibaba, proprio per i meccanismi che ha di intercettazione, di relazione con il potenziale cliente, è sicuramente un canale che noi pensiamo possa creare veramente delle opportunità vere per le piccole e medie imprese. Un'altra cosa che le piccole imprese non devono fare è non devono spaventarsi, perché approcciare questi mercati e poi comunque investire anche in questi mercati, in pubblicità che è costosissima sotto altri canali, qui in realtà si parla di poco rispetto a quello che costa una fiera piuttosto che una pagina di giornale. Rispetto a una fiera sicuramente, ma anche rispetto molto spesso a creare il proprio e-commerce personale, che è un qualcosa che richiede un investimento veramente ingente. Invece attraverso i marketplace noi abbiamo una visibilità all'interno di piattaforme che ospitano milioni e milioni di potenziali clienti, perciò essere accompagnati significa anche lavorare talvolta sul verticale, quindi sulle categorie specifiche, altre volte invece optare per i grandi marketplace come appunto Alibaba oppure Amazon.